Il contributo d'accesso a Venezia o alla città antica e alle altre isole minori, come viene definita dal Comune, entrerà in vigore nel 2024 per circa 30 giornate, in linea generale durante i ponti primaverili e i fine settimana estivi. Costerà 5 euro a testa per tutte le persone di età superiore ai 14 anni, tranne naturalmente per chi appartiene alle categorie di esclusioni ed esenzioni. Del tema a Venezia si discute da parecchio e non tutti sono favorevoli all'iniziativa, come ad esempio nel caso di Venezia.com. Siamo completamente in disaccordo con il contributo d'accesso e noi volevamo che fosse solamente controllato il numero dei visitatori e difatti abbiamo letto che non sarà assolutamente contingentato il numero dei visitatori, quindi non sarà bloccato il numero dei turisti quando supererà certe soglie critiche. Secondo Matteo Secchi, tra coloro in prima linea contro lo spopolamento di Venezia, non si tratta solo di una questione di flussi turistici, ma anche di preservare l'identità di una città, peraltro con sempre più turisti e meno abitanti. Venezia non è un parco giochi, non è un museo, è una città dove ci vivono degli abitanti e non puoi mettere un biglietto d'ingresso a pagamento, perché poi il turista pretenderà anche certi servizi come quando paga per entrare a Disneyland. La delibera sul contributo d'accesso ha ricevuto il via libera della Giunta e approderà in Consiglio Comunale il 12 settembre dopo i passaggi nelle commissioni competenti. Ma secondo Venezia.com, se il problema è governare i milioni di passaggi annuali di visitatori a Venezia, il provvedimento dovrebbe essere un altro. Il numero dei visitatori a Venezia deve essere bloccato quando supera le soglie critiche del numero, come è avvenuto al concerto di Pink Floyd dell'89, quando c'erano troppe persone a Venezia, senza nessun biglietto d'ingresso.